Buonasera a tutti dal Savio di Cesena, comincia il venerdì pre-campionato europeo, la giornata gentleman. Sono in 12 nella prima corsa, cavalli di 3 anni. 1 Durango, 2 Diana Indal, 3 D'Antoine, 4 Darkness, 5 Dulcinea di Casei, 6 Daisy Griff, in seconda fila 7 Dancing Queen Font, 8 Divina Breed, 9 Diamante Dorial, 10 Downtown Rebel, 11 Dawson dei Greppi, 12 Desdemona, Lakshmi. Problemi per Dancing Queen Font che rimane molto lontana. L'autostart li lascia con Dulcinea di Casei che prova a scavalcare D'Antoine. Alla corda c'è anche Diana Indal che prova a rientrare con l'ausilio dei paletti e così Diana Indal rimane a condurre mentre galoppa nelle retrovie Divina Breed. Diana Indal in vantaggio, in seconda posizione prova a filtrare Durango, mentre di fuori c'è D'Antoine che è rimasto allo scoperto, mentre è partito bene l'11 di Dawson dei Greppi che figura in seconda pariglia esterna a precedere Downtown Rebel. I primi 400 se ne vanno in 29 e 7 con Diana Indal che guida il gruppo, cerca di riprendere ora un po' in mano, D'Antoine sempre allo scoperto, mentre in seconda pariglia c'è Dawson dei Greppi, quando i primi 600 se ne vanno in 46 e mezzo. Diana Indal continua a guidare, D'Antoine di fuori senza premere, allo steccato c'è sempre il 9 di Diamante Dorial, mentre muove ora in terza corsia per dare una sveglia alla corsa Nicola Del Rosso con Dawson dei Greppi, è seguito nell'azione da Downtown Rebel, si accelera ora in maniera decisa con l'attacco da parte di Dawson dei Greppi a Diana Indal. I due che prendono qualche lunghezza di vantaggio nei confronti di Diamante Dorial, mentre galoppa Dulcinea di Casei, sempre in mezzo alla pista Downtown Rebel. Lungo lo steccato invece prova a filtrare Darkness a 400 dalla conclusione, attacca Dawson dei Greppi, la dritta di line 14 e 6, Dawson che attacca Diana, si sono staccati nettamente i due rispetto al resto della compagnia, Dawson e Diana perfettamente apparigliati. Poi in terza posizione sempre Diamante Dorial, la piegata conclusiva passata in 15 e 4 da Diana Indal e Dawson dei Greppi che continuano a duellare a 100 metri dalla conclusione. Dawson che attacca Diana, la quale prova a vendere cara la pelle. Dawson dei Greppi che ha messo qualcosina avanti all'avversaria sul palo. Dawson dei Greppi che probabilmente riesce a stampare Diana Indal al terzo posto. Diamante Dorial. Bisogna andare dal giudice d'arrivo, c'è 38 la chiusa, 1:16:2 il ragguaglio cronometrico con Dawson dei Greppi e Nicola Del Rosso che sembrano aver pizzicato sul traguardo Diana Indal che ha venduto carissima la pelle, molto più stretta del previsto, anzi forse Diana con l'ultimo guizzo è riuscita a rientrare all'avversario. La prima impressione in diretta era che Dawson avesse prevalso su Diana, invece bisogna andare dal giudice e anzi forse Diana Indal è riuscita a rientrare a Dawson dei Greppi. Lasciamo ovviamente il giudizio alla giuria, al giudice d'arrivo. Foto strettissima alla prima tra Diana Indal e Antonio Vitiello e Dawson dei Greppi e Nicola Del Rosso.